Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Ragazzi, siamo con la ricerca talenti una 22enne Olga Makarova. Ragazzi, questo Fioi è un puttanone da chilo. E Fioi ha la potenzialità per avere tutte le stelle. No, Fioi, questa devo provare a prenderla. Cioè, questa devo provare, Fioi, perché per il prossimo anno posso avere veramente una bomba sexy, Fioi. Il bombone russo, signori. Vai di bombone russo, proviamoci, Beppe, proviamoci. Questa la blindiamo. Questa si blinda, Fioi. Questa si blinda. No, aspetta, forse sto esagerando. Ma posso anche no, ma che cazzo? Scusate, sono ancora in condizioni un po' pessime. Ma Fioi, questa la blindiamo, me ne fotte un cazzo. Spendere soldi per questa, assolutamente. Perdo anche la rescissione dell'altro, me ne frega un cazzo. Cioè, questa è una bestia. Questa è una bomba sexy, Fioi, speriamo. La nostra Olga, aspetta, un po' alto però quella troia, ok. 22 anni, potenzialità, tutte le stelle mai vi. Mamma mia, sì, nelle opinioni è ancora un po' scarsetta, però può salire tanto, cazzo, che spo. No, questa è una bomba sexy, Fioi, il bombone. E adesso andiamo a Vancouver, signori. Stiamo completando anche questo. Ok. Va bene, allora, consumo gomme alto, carburante medio, va bene. Ok. Selezione gomme sempre così. Sonde sa. Ok, madonna, questo raffreddore che do coglioni. Registro questo, ragazzi, perché voglio arrivare alla stagione, una prossima stagione, perché poi voglio fare beh, i componenti ce li abbiamo già tutti quanti. Perfetti, buono. Buono ragazzi, perché dopo le qualifiche, dicevo, voglio finire presto questa stagione, cercare di vincere la prossima e poi però voglio andare con la stagione con tutti i piloti reali. Ragazzi, è stata una grande qualifica, quinti e settimi, difficoltà per la Fox. Ho fatto un po' fatica a trovare il setup nel carico aerodinamico comunque. Allora qua abbiamo morbide e così. Ok. Setup, vai di setup, mamma mia, eccolo, vedi, c'è il setup, problemi per il setup, come si suol dire, mamma mia, ragazzi, proviamo così a sto punto, però qua, ok, e ok, vabbè, allora però stiamo sulle gomme, cominciamo con queste, 9 lap, perfetto. Qua la lasciamo così perché sinceramente mi sono rotto il cazzo. 9 lap, perfetto. Vediamo la Pernè, povera Pernè, però se ci arriva la russa deve arrivare il puttanone, lo voglio, i fiori. C'è una russa così, ciao. Buono. E andiamo ragazzi, Gran Premio di Vancouver. Vai Molly. La Molly ci ha abituato bene con podio ogni gara, adesso però è sprofondata al settimo posto. Non è una gara che amiamo molto Vancouver. Comunque ragazzi, dal prossimo anno ci saranno le gomme, quelle diciamo meno veloci e più economiche, quindi non va bene. Non mi sono dimenticato di registrare quella votazione, ragazzi. Chiedo perdono. La Pernè è nona per il momento. Cominciamo subito a abbassare tutto perché sennò sono cazzi, contando che la nostra scocca fa cagare. Siamo terzi, la Wexler è prima comunque. 33 giri alla fine. 33 laps remaining, nell'inglese puro di un cume curioso. Dai fioi. Vai Molly. La nostra Molly, la nostra vecchia Molly, fioi. La nostra vecchia giovane Molly. Chiaramente spenderei un po' di soldi, però è una russa a tutte stelle, cioè ragazzi, sinceramente a 5 stelle potenziali. Non la butto via.
Mancano 31 giri, ragazzi. Vediamo un po', gli altri però le stanno consumando meno. In realtà siamo pari, però la mia scocca ci fa proprio cagare. Vediamo la Pernè qua che se la gioca anche lei. Dai Pernè. La Fox comincia ad avere dei problemi. Pit stop. Andiamo 13 giri. Ok. E veloce. E la stessa cosa la Pernè. Allora vai. Carburante 13 giri. E ok. La Molly ha problemi con le gomme. Ai ai ai. Grossi problemi per Molly purtroppo. Molto bene. Qua ragazzi, Vancouver gara di merda. La cosa è abbastanza ufficiale. Qualificazioni negative e soste negative per tutte e due. Vai, decimi siamo. Dai Molly, adesso deve veramente tirare fuori una prestazione da urlo se vogliamo recuperare. C'è il terzo posto nella classifica costruttori in ballo. Ci sono tante cose in ballo, raga. La Pernè 15esima, d'altronde allora se la mando un giro prima non va bene, un giro dopo non va bene, lo stesso giro non va bene, in ogni caso non va bene. Ora vaffanculo. Siamo anche fuori dall'obiettivo sponsor. Dai Fioi, per cortesia. Scusate. Mamma mia. Dai cazzo, mamma mia che disastro. Mamma mia che disastro. Siamo in una crisi termonucleare in questa gara di Vancouver. Vaffanbrodo. Dai però, ok, siamo sesti adesso, evviva. Non siamo neanche lontani però. Io ho la mescola più morbida e comunque le gomme già più usurate, che bello. Sono le cose della vita che mi gasano. Dai Fox, non perdere tempo però dietro questi. Dai Molly, dai. La Molly non ce la fa. La Molly non ce la fa. Dai, finalmente la Molly supera qualcuno, molto bene. Però sta gara sicuramente, cioè, sarà impossibile andare a podio, dobbiamo capire che fare con la prossima strategia, vedremo. 21 giri alla fine. Qua possiamo tirare anche di più. È in grossa difficoltà la Pernè proprio, non ci siamo con la Pernè, a sto punto cambiamo strategia con la Pernè. Adesso ti faccio usurare tutto alla Pernè e poi mettiamo le dure. Cioè le soft diciamo. Comunque le mescola più dura per questa gara. La Molly sta recuperando anche bene adesso, vediamo. La Molly è seconda in questo istante. Adesso la mandiamo ai box e la continuiamo così. Ok. E va bene. Mandiamo anche lei, però con lei cambiamo.
Allora, gomme, carburante per 18 giri. Ok. Ok, la Fox, errore ai box, errore. La Fox esce settima. E adesso vediamo. Vediamo la Pernè. Cosa può combinare? Molly e sesta. La piccola Molly e sesta. Dai Molly, dai. Però siamo indietro dalla Lipponen adesso, 16 giri alla fine. Adesso vediamo la Pernè cosa ci combina. La Pernè 12esima erano tutti le soft però. Ora a questo punto tiriamo al massimo, tanto durano di più. E dopo facciamo un'ultima sosta. Vediamo cosa è possibile fare. Niente, con la Pernè proprio non c'è storia con la Pernè. La Fox è quarta, intanto molto bene. So che devo fare un'ultima sosta con la Fox. Adesso vediamo cosa ci combina la Pernè. Se riesce a fare la remontata. Mancano 13 giri. La Fox è terza. Ok. Dai Molly, dai Molly. La Sharp ha rischiato le ultra, ma... Questa strategia non lo so se per la Sharp può essere positiva. Mancano 11 giri, sarà difficile poter mettere le ultra, però non è neanche detto di no, insomma. Il carburante siamo tranquillissimi. Bloccaggio per Gustavo Costa, grande Gustavo. Dai, Molly, dai, Cristo. La Sharp vola, siamo secondi, la Sharp però è vicinissima, fioi. Eccoci qua, ragazzi, scusate. Adesso la Sharp chiaramente ci supera, questo non è un problema, lo sappiamo. La Pernè 11esima. La Molly è prima, vai Molly. Vai Molly, vai Molly. Devo andare ai box al pros. Cazzo, forse. Vabbè. Nono giro, potevo farla. Ho fatto la cagata. Era meglio andare subito, vabbè. Facciamo un giro con una Michelle, cioè con le gomme un po' di merda, però va bene. Lo possiamo tirare, però. La Pernè resiste, ma vabbè, insomma, dai. La Molly è quinta, e mo speriamo. Niente problemi col carburante, non c'è niente da fare. Azione di carburante. 8 giri. E ok. Adesso va anche la Pernè box. Dai che adesso la Molly può recuperare con le ultra. Può recuperare tranquillamente. Dai Molly. La Pernè 12esima, ma indietro la dai Molly, Cristo santo.
Bravissima, la Molly è già terza. La Molly è già terza. Mamma come siamo vicini. Adesso siamo al secondo. Dai che siamo secondi, dai che siamo secondi. Dai che siamo secondi. C'è solo Wrexler che però ha 9 secondi. Sarà un po' dura beccare Wrexler. E la Pernè è decima, sta cercando di recuperare la Pernè. Mancano 3 giri. 3 laps. Non voglio rischiare. No, il carburante però c'è in realtà, eh. Il carburante possiamo anche rischiare. Cioè, no, ma non ce la faccio però, non ce la faccio purtroppo. Una Pernè, non una brava Pernè. Stiamo rischiando con la Sharp, porca mignotta. Dai, teniamo il secondo posto, teniamolo. Teniamolo con le unghie e con i denti. Anche se le gomme sono finite. Dai, 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 no! Secondo, secondo. Brava Fox. La Pernè nona. Niente, con la Pernè nono posto purtroppo. Va bene però, dai. Altri punticini. Grande Wrexler. Complimenti a lui il barbone Flexler. Wexler. Però secondo posto molto molto buono, abbiamo rimontato bene, sono contento. Con la Pernè non sbagliamo nulla, con la Pernè. Perché noi siamo grandi. Secondi e noni, dai. Punticini ne arrivano, siamo terzi con la Molly, noni con la Pernè. Bene, bene, da costruttori siamo sempre più terzi, me la godo sta cosa. Perfetto, ce lo possiamo permettere anche di comprare la russa, la voglio, cazzo. Dai, vogliamo il puttanone russo, lo vogliamo. Ah, Dio mio, aspetta un attimo. Bene. Perfetto. Vediamo se abbiamo già notizie, salvataggio, vabbè. Posta. Ok, ok, condizioni di vettura. Perfetto. Sponsor. Bisogno di sponsor veloci, con soldi subito. Ok, mi va bene questo. Perfetto. Posta, opportunità di merchandising. Sì, sì. Altri soldini. Molto bene, quindi possiamo permetterci assolutamente Olga. Para per me, vai fuori dai coglioni, cioè nel senso nessuno ti obbliga a restare, insomma. Contratto accettato, non la paghiamo neanche tanto, perfetto, perfetto, perfetto. Però è chiaro che dobbiamo, perdiamo 2 milioni e 4, perdiamo. Firma. Togliamo, cioè perdiamo più soldi con 3-5 con la Pernè, teniamo la Pernè, togliamo la Breton. Cioè mi costa di più per gara, però fotte sega, adesso c'è una bestia di... Ok. E sinceramente la proviamo anche subito. Promuovi al posto della Pernè, che comunque... non mi convince. Ok, Makarova. Se la Pernè va via mi fa anche un favore. Ok. Ok. Perfetto. Promozione. Olga Makarova, questa Fiona bestia, raga, un saluto dal Cumendone veneziano, questa ci può portare in alto e ci può fare, e i nostri pacchi vabbè, Fiona, che cazzo sto dicendo, nel senso, comunque può far drizzare molte bacchette, signori. Ecco, non riesco neanche a parlare, ragazzi.
Bene, sono contento, tra 4 giorni, lo vediamo adesso, subito. Ok. Un'ora. Mamma mia come stiamo saliti. Perfetto, raga, perfetto. Buono, raga, con la Makarova adesso, secondo me, possiamo fare grandi cose. Io la macchina chiaramente non la sviluppo più, siamo tranquilli. Sì, sì, ci siamo ancora, perfetti. I piloti in realtà si sono abbassati, non capisco il perché, cioè, ho preso un pilota devastante. E niente, raga, un saluto dal comandante veneziano. Questa russa ci può portare molto molto in alto, alle potenzialità per 5 stelle. Ciao!